Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo in Trentino, sui Lagorai. Dalla Val Sugana siamo saliti verso il passo del Manghem e poco prima di arrivare sulla sinistra abbiamo seguito le indicazioni per Malga Val Trighetta e siamo arrivati a Malga Casabolenga. La nostra intenzione di oggi è quella di fare un giro ad anello in senso orario che passa per il Monte Conca e il Monte Palù. Prima tappa, Malga Cagnon di Sotto. Poco meno di mezz'ora di cammino su strada asfaltata e siamo arrivati alla Malga Cagnon di Sotto, che è qui alle mie spalle. Poi siamo saliti altri 200-300 metri, siamo arrivati al bivio da cui parte proprio il nostro itinerario, il nostro anello. Lo facciamo in senso orario, quindi adesso andiamo da quella parte a sinistra e il primo traguardo sarà Passo Palù. Mamma mia, quanti lamponi bellissimi. Eccoci arrivati a Passo Palù. Adesso da qui noi andiamo verso destra seguendo il 340 con l'indicazione Passo Cagnon di Sopra. Eccoci arrivati qui. Adesso per salire a cima a Palù prendiamo come riferimento questo paletto, abbandoniamo momentaneamente il sentiero e saliamo a destra. C'è una traccia appena accennata e la cima è proprio qua sopra. La traccia diventa chiaramente battuta dopo pochi metri e sale fino in cima in pochissimi minuti.
Qui in cima c'è un panorama favoloso, sono quasi tutti lagorai e poi si vedono anche le montagne sopra Trento. Siamo scesi da cima a Palù, veramente 5 minuti da questo paletto, e adesso la nostra prossima meta è salire al Monte Conca, che è questo qua davanti. Arrivati a questo punto facciamo la seconda deviazione che ci porterà in cima al Monte Conca. Neanche questa è segnalata, però è molto ben marcata sul terreno. C'è un ometto? Sì. Ah, ecco, quindi c'è qualcosa, solo bisogna saperlo vedere. Stiamo risalendo l'ultimo breve tratto di ripido pendio, qui è piuttosto libera la salita e stiamo per arrivare in cima al Monte Conca. Tra l'altro questo è un percorso molto gettonato d'inverno con le ciaspe, come si vede. Qui il panorama è a 360 gradi, questo per esempio è il Monte Croce, in fondo si vede il Civetta, la Marmolada, poi questi sono tutti lagorai con cima d'asta, queste sono le Sette Selle, lì in fondo ci sono tutte le montagne sopra Trento, qui sotto c'è Palù del Fersina, e ancora lagorai. A destra. Ecco, abbiamo salito entrambe le cime di giornata, Cima Palù e il Monte Conca. C'è da dire che nessuna di queste due è segnata né con bolli rossi né con segnavia, però è abbastanza semplice trovare il percorso perché è abbastanza battuto. In ogni caso basta seguire la traccia GPX e comunque abbiamo cercato di documentare meglio possibile i due bivi che staccano dal sentiero 340. Stiamo per arrivare al passo Cagnon di Sopra, che si vede anche, e da lì poi scenderemo giù a destra per Malga, Cagnon di Sopra. Siamo arrivati al passo Cagnon di Sopra e adesso lasciamo il 340 e prendiamo il 314 che in 30 minuti ci porterà a Malga Cagnon di Sopra.
Eccoci arrivati a Malga Cagnon di Sopra. C'è da dire che il tratto di traversata che va dal passo Palù fino al passo Cagnon di Sopra ha qualche tratto leggermente scosceso e un po' esposto. Niente di particolarmente difficile, ma un po' di attenzione bisogna farla. Adesso una veloce strada bianca ci riporta a Malga Cagnon di sotto. Ecco, siamo quasi tornati a Malga Cagnon di sotto e in questo punto preciso qui abbiamo chiuso l'anello. Adesso basta ripercorrere al contrario il percorso dell'andata e si torna al punto di partenza. Il percorso è stato veramente molto bello, caratterizzato da un tratto lungo di traversata in cui bisogna stare un po' attenti, ma le due cime, Cima Palù e il Monte Conca, offrono dei panorami veramente stupendi. Bisogna solo sapere dove staccare dal sentiero per raggiungere la vetta. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.